Certo, la Pamela chiede giustizia, ma giustizia dalle autorità, che si faccia qualcosa, che si venga a sapere chi ha fatto questo. Nessuno ha il diritto di uccidere una persona, soprattutto in quel modo e così barbaramente. La rabbia e il dolore non si placano. In questa casa di Favaro Veneto, Cristina Vianello ancora non riesce a credere a quanto è successo, ma cerca di farsi forza, anche perché nelle prossime ore partirà per il Messico per raggiungere sua figlia Pamela, 24 anni, una bella ragazza piombata in un incubo orribile. Le hanno ammazzato il marito, Alex, 28 anni, seviziato e bruciato per motivi che restano per ora ignoti. Un giovane chef originario del Goriziano, famiglia di immigrati in Germania, veneziano d'adozione, da quando si era innamorato di Pamela, barista di Favaro. Un colpo di fulmine, il matrimonio nel 2010 e poi la decisione di tentare l'avventura in Messico per gestire assieme a un socio locale un ristorante e pizzeria sulla spiaggia. L'avevano chiamato Dolce Vita. Avevano trovato questo locale da gestire e avevano coronato il loro sogno, che è naturalmente svanito. Attività iniziata nel novembre del 2012, in questi ultimi tempi gli affari non andavano bene, ma tutto si poteva pensare, tranne che il paradiso si trasformasse in inferno venerdì scorso con la scomparsa di Alex. Era uscito, avevano finito di lavorare, era uscito un attimo, ha detto aspettami qui 5 minuti, magari si sarà andato a fumare una sigaretta. Non è più tornato. Dopo qualche ora Pamela ha chiamato la mamma allarmata, è stata Cristina ad attivare l'ambasciata dopo estenuanti tentativi andate a vuoto con le autorità locali, fino all'epilogo di domenica. Il corpo di Alex trovato in un campo, bruciato, ma le fiamme non avevano nascosto del tutto i segni delle sevizie subite. L'incubo di Pamela è diventato anche quello di Cristina quando la figlia, disperata, l'ha chiamata, tanto sconvolta da sfiorare un gesto estremo. A quel punto la Pamela ha scritto una cosa che penso farebbe riabbrividire chiunque. Lo raggiungo? Nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Alex. Chi lo ha ucciso e perché? Non sembrerebbe una rapina, forse una vendetta, ma per quale motivo? Cristina teme anche per la figlia. Cioè, mi è stato detto che se avessero voluto l'avrebbero già uccisa, no? Però sa, preferisco averla a casa. Uno shock a Favaro, tutto il paese si stringe attorno alla famiglia. Nel frattempo Pamela continua a scrivere su Facebook strazianti messaggi d'amore al suo uomo. Una promessa che vale la vita, ti amo, vita mia. Messaggi disperati si moltiplicano su Facebook assieme alle parole di cordoglio di amici a Favaro Veneto e in Messico. Cristina sta per partire, ha trovato un biglietto in extremis, vuole che gli assassini vengano trovati, che paghino, ma soprattutto vuole che Pamela e Alex lascino quella terra che ha distrutto il loro sogno. Quando arrivo là spero di riuscire a portarli a casa tutti e due.